viaggiamo in perfetto orario, tipo Cobas, no? Perché in Calabria si viaggia sempre in ritardo, poi ci sarà un motivo perché siamo sempre gli ultimi, no? Poi lo chiederemo, questa sera parleremo di politica, abbiamo abbandonato il calcio, insieme a me ho due onorevoli, quindi parleremo, questa sera non si parla di calcio, parliamo di tutto, di più, tranne che di calcio, quindi è bello. Buonasera e benvenuti su TEN, al lupo ritorna in diretta, non ti preoccupare che parliamo pure di pallone, no, perché lo vedo preoccupato, No, assolutamente. no, stai tranquillo, niente poco di meno che dopo 26 anni, 25 anni, non so quanti, perché lui quando c'era il periodo di Giovanni Pagliuso, insomma, ogni tanto capitava in trasmissione, perché o con Giovanni o con Peppe, insomma, però poi è un periodo che stasera mi è costato 3.500 euro per averlo qua, c'è Franco Florio testimone, non è che racconta 3.500 euro. Alessandro Russo, niente proprio di meno che dalla Ciao, Gazzetta Fabio. dello Sport. Grazie Fabio, ovviamente ti ringrazio per la tirata e No, guarda, ma però chiaramente guarda. è una cosa diciamolo a beneficio dei telespettatori che chiaramente Grazie, è una battuta grazie, questa cosa. No, perché Pino Citrigno si è preoccupato De Laurentiis, se è possibile Alessandro Russo alla Lupo stasera? Sì, è proprio lui, guardalo Pino, è proprio qua, guarda, negli studi di Come dire Cosenza. Fabio, ne abbiamo parlato qualche volta, poi ci sono state come si può dire, distanze sceniche e psicologiche, anche filosofiche, però come si può dire, nei rapporti e nella comunicazione ci si ritrova, anche perché certo. devo dire che quando io ho fatto le prime comparsate in radio, Fabio conduceva il contenitore sportivo, è sempre stato molto gentile e addirittura mi ha fatto anche da lancio, quindi io non ho problemi, certo. E sono molto onorato oggi di essere in questa trasmissione, che poi è la trasmissione molto seguita dai tifosi del Cosenza e non solo dai tifosi del Cosenza. Però c'è da dire questo, in realtà parlava bene Alessandro di Radio Sound, che noi abbiamo iniziato questa grande avventura con il calcio, con Diretta Stadio, che era molto seguita, con la voce ai tifosi, poi io ho lanciato il graffiatore, più voce alla gente, però ecco, la voce ai tifosi subito dopo lo stadio, un'idea che ho avuto negli anni belli del calcio cosentino e che poi abbiamo continuato per un periodo, adesso ci siamo fermati, però non è detto che non ritorniamo con questo. Poi saluto Franco Florio, lo conoscete ormai, è stato scritturato da Maria De Filippi, quindi praticamente non trova spazio nel calcio, però sicuramente ho avuto delle richieste, delle chiamate da Maria, dice guarda, ma vedi pure Costanzo, di la verità, il marito, ha detto guarda Florio secondo me sta bene a uomini e donne, scherzi a parte, ciao Franco. Buonasera a tutti, buonasera, ciao Ma Fabio, è buonasera. questo, dobbiamo Non mi hai fatto sapere niente però Fabio, hai avuto tutte queste richieste e io non ho saputo niente. Guardate che spettacolo stasera. Comunque, amici sportivi e non, come diceva Russo, noi siamo in diretta, c'è la possibilità per tutti voi di intervenire, quindi 0984 25 525, per questa è una trasmissione che non prepara niente. Noi andiamo in diretta, la sera non ci troviamo, quando sei arrivato tu alle 21? Alle 21 meno 5, alle 20.55 era qua. La cosa simpatica è che, siccome io sono affezionato a questo studio, ho chiesto il piano, poi salendo mi sono un po' anche vergognato, ho detto è impossibile, io devo ricordare lo studio dove Radio Sound. Va bene, dai. È una Marcord senza precedenti, speriamo che sia il viatico per un ritorno di un campionato positivo del Cosenza. E allora noi ci siamo visti sabato la partita insieme con Alessandro a distanza, perché lui poi si isola, si fa, cammina, va su, giù, pensa, dice, ha detto tra il primo e il secondo tempo chi se piglia le misure ci mettono in mezzo, in realtà ci hanno messo in mezzo. Allora, Alessandro, dove vogliamo cominciare? Cominciamo da questa situazione del Cosenza, che è una situazione che chiaramente non è drammatica, ma è una situazione difficile. Il Cosenza anche quest'anno dovrà chiaramente lottare per la salvezza, dovrà trovare il modo di fare dei punti importanti per mettere a posto la classifica almeno fino alla fine del girone d'andata e poi tornare sul mercato. È un Cosenza che con la Reggiana ha sprecato un'occasionissima, perché nei primi 10 minuti della partita, Fabio, e noi eravamo molto vicini, il Cosenza ha creato 3-4 palle gol pazzesche, alcune delle quali sbagliate, alcune delle quali con la respinta di Cerofolini, ma in alcune occasioni gridano vendetta, il doppio palo. Ne parlavo prima con Franco Florio, che è stato un importante calciatore non solo con il Cosenza, ma che ha giocato a livelli importanti. La palla l'ha avuta sui piedi da Vera, il terzino sinistro colombiano che arriva in prestito dal Lecce, è una palla che va piazzata, a mio avviso. Invece la squadra si trova in frenesia, gli errori sotto porta sono anche secondo me frutto di una situazione psicologica, ed è questo che condivido dall'analisi di Occhiuzzi a fine partita. La squadra è andata
andata un po', secondo me, in sovraccarico di energia, non ragionano, il corpo non risponde agli stimoli cerebrali, perché altrimenti non si spiega come si sbagliano dei gol sotto porta. C'è da dire, e vado a quello che diceva Fabio, a fine primo tempo avevo già visto Alvini che stava ridisegnando la squadra, ma nel secondo tempo abbiamo visto un'altra Reggiana, perché bisogna essere onesti, una Reggiana che ha giocato offensiva, ha giocato alta, ci ha messo sotto nei primi 20 minuti, ha creato le precondizioni perché il Cosenza si incartasse. È una cosa che il Cosenza non può consentirsi di incartarsi nelle partite, negli scontri diretti, perché gli scontri diretti valgono doppio, una sconfitta contro la Reggiana è una sconfitta pericolosa. Nulla è compromesso, ma è un Cosenza che dimostra dei deficit sotto porta evidenti. Discutevamo prima con Franco a microfoni spenti, il Cosenza quest'anno il piano tecnico forse anche meglio lo scorso anno, con una divergenza, che è una divergenza però in questo momento fondamentale: mancano Rivière e Asensio, che erano giocatori da 20 gol insieme, e i 20 gol in Serie B vuol dire il destino di una squadra, perché si può dire quello che si vuole, un Cosenza da record man lo scorso finale di campionato, ma il Cosenza griffato Asensio e soprattutto Emmanuel Rivière, perché Rivière alcune partite col suo fare di noccolato le ha vinte da solo, in scioltezza. Era difficile che Rivière non si trovasse al posto giusto, era difficile che Rivière non mettesse la palla dentro. Facciamo un esempio, Franco, che il Cosenza fosse andata ad Empoli e quelle palle gol sui piedi di Rivière fossero capitate ad altri giocatori. Non è la stessa cosa, perché bisogna avere sangue freddo, bisogna vedere la porta, bisogna far gol, soprattutto in Serie B dove c'è un equilibrio non da poco. Quindi il Cosenza deve riannodare i fili e deve soprattutto, a mio avviso, tornare sul mercato, intanto in attacco, ma non perché vogliamo parlare male di Gliozzi o di Petre, che fra l'altro cose l'abbiamo visto, o di Borrelli, diciamo, o di Borrelli, ma perché il Cosenza ha bisogno di una certezza, di un 9, di un 11, di un 10, di un 7, gli si dia la maglia che si vuole, che però possa far gol, perché la piazza di Cosenza dovrà per forza di cose risintonizzarsi in un campionato di sofferenza. Nulla è perduto, ma servono rinforzi. Certo, da qui a poco parleremo di una bella iniziativa di due associazioni in una, che promuovono una cosa importante del Turdillo in sospeso, perché poi ne parlerà Alessandro, però due associazioni cosentine. Un attimo, però volevo sentire Franco Florio, poi abbiamo già in collegamento, lo vedi in bassa frequenza, il nostro Alberto Urbani, che ci dirà anche qualcosa in merito a questa partita di sabato. Allora Franco, sei d'accordo con quello che ha detto Alessandro? Sì, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Alessandro, credo che abbia fatto un'analisi perfetta della partita e sicuramente ha messo in evidenza le note dolenti della squadra. Non si può nascondere che manchi un uomo che garantisca un determinato numero di gol e che ci faccia fare il salto di qualità, perché la squadra finora non credo abbia mai demeritato, non ha demeritato contro la Reggiana, però io comincio a preoccuparmi quando si gioca bene, si creano tantissime occasioni e non si riesce a fare risultato. Quello è un fatto preoccupante. È un campanello d'allarme. È sicuramente un campanello d'allarme. Senza dei giocatori che arrivino in doppia cifra dovremmo soffrire e purtroppo abbiamo tanti giocatori validi, ma come abbiamo visto contro la Reggiana, davanti alla porta abbiamo delle difficoltà. Guarda, discorso diverso, poi passiamo anche alla Serie A dell'Inter, magari, che a Cagliari ha preso a pallonate il primo tempo il Cagliari, però ha avuto un cragno in porta pauroso. Noi in qualche modo abbiamo avuto 4-5 occasioni nitide sotto porta e abbiamo messo la palla dentro, poi purtroppo un'azione ti puniscono, del resto è così il calcio ora, no? Però volevo chiedere ad Alberto, anzi c'è prima una telefonata, Alberto, e poi lo vedo già in linea. Alberto, innanzitutto come stai? Buonasera e benvenuto. Tutto bene Fabio, un abbraccio a te, un forte abbraccio ad Alessandro e a Franco. Ciao Alberto, ben trovato, è sempre un piacere vedere una delle migliori mezzale che il Cosenza abbia avuto. Un grande piacere anche per me, Alberto. Ti vogliono bene tutti, Alberti, vedi? Io per questo il lunedì ti disturbo, perché il tuo pensiero, la tua disamina... la tua disamina è importante, però mi dicono dalla regia abbiamo già una telefonata, quindi facciamo la telefonata e poi ti do subito voce e microfono. Sentiamo chi abbiamo, pronto? Buonasera, è Eugenio da Cosenza. Prego Eugenio, vai. Una cosa ad Alessandro Russo. Prego. La prima, che tipo di attaccante serve al Cosenza? Sì. La seconda, se si ricorda quando comandava la partita in Serie B con Mirabelli, quella rimonta che facciamo con l'Angri,
Vabbè, stiamo parlando di altre storie. No, il 2007. Va bene, ciao Eugenio, prego, poi ti rispondiamo più tardi. Ho sentito male la prima domanda, che era Sull'attaccante. quale attaccante o se quale serve un sì, sì, attaccante. che tipo Io mi d'attaccante? sono già pronunciato. Il Cosenza, so che il direttore sportivo Trichiera sta già facendo, chiaramente lui lo nega per statuto e fa bene, però il Cosenza cerca un giocatore, voglio chiarire, non prende Strizzo la Cremonese, perché fa altre cose, non appena il Cosenza ha cominciato a seguire, ha segnato 4 gol in 4 partite, quindi È meglio che non lo diciamo. no, è un giocatore alla Strizzolo, l'attaccante della Cremonese. Serve un giocatore che crea anche la profondità per la squadra, un po' alla Riviera, serve un giocatore di quel genere là, un giocatore che svaria e va in gol, quello serve. Poi non ho capito bene la questione della seconda parte. Forse si ricorda del Cosenza nei campi in terra battuta. Ma chiaramente nel calcio ci sono fasi storiche alterne, tutte le grandi squadre hanno avuto il demerito e il merito poi di rialzarsi, quindi bisogna ricordare tutte le fasi della storia di un club sempre con la massima attenzione, sia quando si è giocato ai massimi livelli. Per esempio c'è Franco Florio, che è uno degli episodi più belli della storia del Cosenza, quel Cosenza-Lazio con 30.000 spettatori, con un gol, Franco, per un pelo non passammo in vantaggio, però bisogna anche ricordare le partite nei campi della provincia di Cosenza, perché quando si è giocato contro le squadre della provincia di Cosenza bisogna guardarle con rispetto e con amicizia e anche con un amarcord, perché poi la forza di Cosenza è la provincia di Cosenza numericamente Certo, allo certo, stadio. certo. Allora Alberto, prego, qua insomma i tifosi iniziano a rumoreggiare, sai, si parla dell'attaccante, un attaccante, io secondo me oltre all'attaccante c'è bisogno di intervenire anche lì a centrocampo e secondo me c'è bisogno anche di un qualcosa in difesa, però è un mio pensiero, poi la valuteranno loro. Prego Alberto. No, è vero, sentivo anche Alessandro che diceva manca questa punta, è vero, Riviera l'anno scorso Alessandro ha fatto un campionato importante, è andato in doppia cifra e noi ripetiamo ogni partita sempre le stesse cose, bella prestazione, teniamo il campo, facciamo bene, creiamo 6-7 occasioni da gol, però adesso cominciano a mancare i risultati, comincia a mancare la vittoria che è importante. Io darei ancora fiducia a queste punte qua, che vuoi che ti dica? Io secondo me magari questi ragazzi qua lì davanti che sono in tanti, 6-7, sono sotto pressione anche un po' da parte di tutti, anche da parte nostra che siamo sempre lì magari a spingerli e probabilmente sentono questa poca fiducia probabilmente anche del tecnico perché una partita fanno 60 minuti poi escono, magari secondo me, è un mio punto di vista, abbiamo sempre elogiato Roberto tantissimo, cosa ha fatto il finale dell'altro campionato, cosa sta facendo quest'anno, però secondo me le punte dovrebbero avere un attimino di fiducia in più per tutti i 90 minuti. È vero che le partite sono tante ogni 3 giorni, però il giocatore va in campo 60 minuti, poi esce, se non sente questa fiducia piena anche da parte della società e dell'allenatore, secondo me non può rendere. Io spero che prima o poi questi ragazzi si riescano a buttarla dentro perché secondo me è una questione anche mentale, perché non è possibile arrivare sempre davanti alla porta e sbagliare tutti questi gol, anche i calciatori di terza categoria con tante occasioni la buttano dentro, no? Dunque voglio dire sarà una questione anche mentale, però ci stanno mancando i risultati, ci sta mancando la vittoria. Alberto, visto che hai fatto questa disamina, non è che per caso Occhiuzzi molto probabilmente, io direi che sono due cose distinte e separate. Lo scorso anno ha fatto questa cavalcata, diciamo dopo il Covid, si è ritrovato con i ragazzi, hanno parlato meno. Adesso un campionato è diverso, non è che secondo te è andato un po' in confusione anche sulle scelte e magari, ecco, come dicevi tu, se un giocatore non ha fiducia, viene spesso alternato o meno, non ti rende? Ecco, questo no, volevo... io non vorrei si fosse perso un po' quell'entusiasmo di squadra che è stato fondamentale il finale dello scorso campionato. E poi io sono un po' sempre pensato così, un po' nel pallone, che accontentare tutti delle volte Alberto, posso sono tutti scontenti, Alessandro. Allora, è vero che per tenere un gruppo devono giocare un po' tutti, questo è vero, perché il gruppo è fondamentale, c'è l'entusiasmo, però i 9, 10, 11esimi
bisogna averli in testa e quelli devono essere fondamentali in una squadra, perché se noi veramente, se oggi giocano 11, domani ne giocano altri 5-6, non credo che noi abbiamo una rosa di 22-23 giocatori allo stesso livello così bravi, no? Non penso io. E il fatto di accontentare tutti, delle volte si scontentano tutti, e allora, questo qui potrebbe creare dei problemi, secondo me, Alessandro, è un mio pensiero. No, non è un tuo pensiero, Alberto, secondo me, a parte che tu hai esperienza per dirlo, perché hai una tradizione da giocatore e anche da dirigente, quindi sai come funziona, ma mi sembra, in una conversazione con il direttore sportivo del Cosenza la scorsa settimana, se ne è parlato un attimo, senza parlare proprio del giocatore in se stesso, ma questo Gliozzi, che mi sembra quello più propositivo, a parte Petri che ha una buona tecnica e tutto il resto, cioè deve giocare, nel senso che questo Gliozzi, vogliamo vedere che pasta è fatto? Deve prendere il ritmo, anche perché tu mi insegni, anche Franco che ha fatto calcio ai massimi livelli, se non si gioca non si prende ritmo. Dybala, facciamo un esempio banale giusto per intenderci, con la Juve, se non avesse giocato 3, 4, 5, 6 partite non avrebbe mai potuto tornare a fare gol, certo, contro il Genoa, perché è una questione di gamba, di ritmo, soprattutto gli avanti, i 9, i 10, gli 11 devono avere un ritmo partita diverso, devono giocare, e Gliozzi vogliamo vederlo com'è. Questo è arrivato dal Monza, non sarà un fromboliere, un numero 9 che distrugge le porte, però dobbiamo vederlo. Ha fatto 2 o 3 cose contro la Reggiana buone, ha sfiorato il gol. Ora andrebbe riproposto, ovviamente Occhiuzzi ha tutti i meriti del mondo, perché è un allenatore giovane, un nostro prodotto, un allenatore che si è fatto da solo, chiaramente è chiamato purtroppo adesso in queste 3 partite ravvicinate, forza di cose dovrà fare turnover, per forza di cose. Però Gliozzi bisogna vederlo, farlo giocare 2, 3, 4 partite, cioè bisogna farlo, perché si è fatto di tutto per prendere questo Gliozzi, no? Perché lo voleva il Chievo, poi il Monza so che ha concorso con l'Ingendi Valleso, tutto il resto, ma ho una forma di questo genere qua, però è un giocatore sul quale bisogna provare a puntare, e poi la squadra deve togliersi dalla testa le paranoie. Tra le altre cose, con o senza pubblico, che cambia molto, il campionato è lungo, però bisogna, secondo me, e il pubblico di Cosenza è maestro in questo perché ama la squadra prima di ogni cosa, riprendere il filo del discorso. Il Cosenza dovrà lottare con tutte le forze necessarie per rimanere in Serie B. Sarà un campionato non difficile, difficilissimo, perché non ci sono squadre deboli. certo. Ditemi un po' chi sono le 4 squadre che dovranno retrocedere. Andiamola a trovare. No, è vero, questo è un campionato veramente di alto livello, è come Serie B, è un campionato importante, l'avevamo detto, squadre che sono salite dalla Serie C, hanno fatto tipo la Regina, la Reggiana, Monza, sono società importanti, voglio dire, non stiamo a parlare di piccole cittadine, però io proprio dicevo questo, Alessandro, dare continuità nella stessa partita alla punta, perché se io ti faccio fare 60 minuti, poi la partita dopo te ne faccio fare 50, cioè, il calciatore ha bisogno delle volte la punta dei 90 minuti, perché tante volte si sblocca anche al 90°, giusto? Certo. E se non sente questa sicurezza, se non sente questa consapevolezza dentro di lui e la fiducia del tecnico, dice mo entro, se non faccio gol i primi 60 minuti esco, no? Questi sono pensieri che se li portano dietro i calciatori in campo, non credere, noi abbiamo giocato, e quindi voglio dire, queste non devono essere critiche a Roberto, però anche noi intanto possiamo dire la nostra, no? Giusto? Certo, come no, ci mancasse pure. Però siccome c'ho la pubblicità adesso, un mio amico mi scrive, osservazioni statistiche sul Cosenza, pensa che con l'Inchievo ha segnato Carritano, con la Salernitana Tutino, con la Regina Varone, domani con la non è che segnerà Pierini, ma speriamo di no, che L'Ascoli è la prima cosa che mi è andata all'occhio, allora, la presenza di Pierini. L'Ascoli è una tutta gatta da pelare perché è in grande forma, però vediamo. Vabbè, allora, Alberto, resta con noi un attimo soltanto perché c'è la pubblicità, ritorniamo subito dopo questa breve fascia pubblicitaria in diretta su Teleuropa, mentre vi dico che la Regina è in vantaggio 1-0 sul Venezia. Allora, Regina 1, Venezia 0, a fra poco. Allora, eccoci ritornati in diretta, amici, le 21:33 in questo preciso istante. Eravamo insieme ad Alberto Urbani, poi c'è una telefonata, poi abbiamo insomma tantissime... però nel frattempo è arrivato un messaggio, è giusto a dire che
Sì, Pierino è un ex, però può segnare anche l'altro ex che è Petrucci, che è con noi, quindi insomma vediamo un pochettino che succede domani tra ex. Allora, Alberto, cosa vogliamo aggiungere? Prego, ti lascio la linea. Vabbè, noi diamo dei suggerimenti, noi stiamo qui a criticare, è ovvio che le cose vanno dette, no? Anche un allenatore può sbagliare, un giocatore, analizziamo partita dopo partita, adesso si pensa a quella dell'Ascoli, però quella che abbiamo fatto con la Reggiana, come diceva Alessandro, diciamo, in qualche modo abbiamo perso 2 punti in casa, 2 punti sono pesanti, ma parecchi ne stiamo perdendo così, 3 sconfitte di fila. 3 sconfitte. Prego, Alberto. No, ma noi abbiamo veramente tanta fiducia in Roberto, è un ragazzo veramente preparato, però deve ritrovare anche lui la concretezza, anche la spavalderia, quella voglia, quel calore, e pensare più alla propria squadra, voglio dire, sì, gli avversari ci sono, però quell'entusiasmo deve ritrasmettere, quell'entusiasmo che è stato capace, ma veramente tanto l'anno scorso, di portare a questa squadra, perché senza quello lì non potevano raggiungere la salvezza. Sappiamo che adesso abbiamo l'Ascoli fuori casa, abbiamo altre, mi sa, 5 partite prima della fine dell'anno, non dico scontri diretti perché in questo periodo non sappiamo la vera classifica ancora, magari oggi la Cremonese lì sotto, domani gioca a vincere il campionato, è ancora molto presto per dire. Abbiamo 2 partite fuori, Alberto, abbiamo adesso Ascoli e poi andiamo a Cremona e poi, se non mi sbaglio, viene il Venezia in casa. Sì, poi ne abbiamo 2 in casa e il Pescara, diciamo, abbiamo queste 5 partite che chiudono un ciclo importante e dobbiamo portare via qualche punto, qualche vittoria, perché poi quando la classifica si mette male sappiamo poi tutti i problemi che ci sono e i problemi che nascono anche. Certo, Quindi andare lì a Ascoli, fare la partita domani, anche un po' spavaldi. Un Ascoli secondo me sì, domenica ha fatto benino questo 3-3 fuori casa, perché arrivava da una sconfitta, tra l'altro col Pescara in casa, non è che il Pescara stava navigando in acque molto tranquille, e tutti e 2 avevano cambiato l'allenatore, Breda a Pescara ed Elio Rossi ad Ascoli, dunque non credo sia una partita impossibile, anzi è una partita alla nostra portata, a una squadra come la nostra che gioca bene, speriamo di non parlarne più delle punte, segnano o non segnano, oppure di andare al mercato di gennaio. Speriamo finalmente ci possano dare delle soddisfazioni queste punte. Alberti, grazie per la tua disamina, grazie ancora, poi comunque ci sentiamo le prossime, perché poi sotto Natale facciamo gli auguri, sotto Natale abbiamo tante. Ti salutano Alessandro e Franco, Sì. che sono qui, prego. Ciao Alberto. Alberto, Fabio, ciao Alessandro, buon proseguimento e speriamo di vederci presto, Alberto. lo spero, un abbraccio. Un abbraccio, al ciao capitano, Alberto. Ciao. buona serata. Ciao, grazie Alberto. E insomma, Urban ha detto quello che Ha pensa. detto delle cose concrete, la cosa che non manca è sicuramente l'entusiasmo e la spavalderia, perché il Cosenza, come è entrato in campo con la Reggiana, più spavaldo di quella maniera lì, non so cosa doveva fare. Contro la Reggiana i primi 10 minuti il Cosenza ha giocato una sorta di Vicente, corello della il Reggiana. microfono deve vedere. Sì, vabbè, il microfono è sicuramente il problema. Però. Diciamo che il pathos dei primi 10 minuti del Cosenza ha giocato 10 minuti nell'area di rigore della Reggiana, meglio di quell'inizio non poteva fare, quindi non spavaldo, di più spavaldissimo. Il Cosenza gioca spavaldo, il Cosenza, come dice Alberto, però deve essere concreto, e quello è il vero problema. Sì, belli, carini, divertenti, volitivi, balulì, conè, pim, pam, pom, non è che io voglio fare commedia, ma in Serie B queste cose ma non contano, perdonatemi, la Serie B l'abbiamo vista troppe volte, la Serie B è inflessibile. Lo scorso anno il Cosenza a un certo punto, dopo la partita contro il Chievo Verona, era lì morto, stecchito, cioè a voglia che giocavamo, propositivi, niente, punti zero. I punti servono. Io però confido in questo Cosenza alle 7 vite, perché adesso tutte quante depressione, Cosenza, 2 trasferte, cose. Ora l'Ascoli si deve preoccupare anche del Cosenza. Certo, C'è Delio Rossi, è una partita divertente contro un allenatore storicamente molto bravo che sta riprendendo in mano l'Ascoli, ma il Cosenza mica parte battuto, anzi va ad Ascoli per vincere. Certo. Allora Franco, che vuoi dire? Poi abbiamo una telefonata, prego. Sì, sono d'accordo, dobbiamo entrare in campo per vincere anche fuori casa, anche perché non essendoci il pubblico, diciamo che il fattore campo conta veramente poco. La squadra io l'ho vista viva in quasi tutte le partite, quindi non è che si può dire che è una squadra che
non ha carattere, con una squadra che non reagisce, è una squadra comunque che si fa trovare. Non riusciamo a fare gol, è un problema grosso, non possiamo nasconderlo, questo è un problema che non so, spero che, come ha detto prima Alberto, le punte riescano, stando in campo magari un po' di più, con un po' più di fiducia, riescano a sbloccarsi. Quello è pure vero. C'è una telefonata che abbiamo, pronto? Fabio, Sì? Massimo, Fabio. Prego Massimo, cosa vuoi dire? Vai. Sono d'accordo con Alessandro, bisogna essere implacabili, incisivi, cattivi e cinici nei 16 metri dalla rigore. Abbiamo prodotto molto gioco, però non abbiamo finalizzato. Lo so. Speriamo la prossima partita ad Ascoli di fare risultato pieno sia con l'Ascoli che con la Cremonese, sono molto importanti, di vincere la partita con il Venezia, sono partite determinanti ai fini della salvezza. Speriamo bene. Come abbiamo che detto, raggiungiamo... pensiamo una partita per volta, perché qua se pensi poi alla Cremonese, pensi a Venezia, secondo No, me... le dobbiamo beccare tutte e tre, Ascoli, lo Cremonese e Venezia in casa. Lo so, non è facile, i tifosi... Lo so, speriamo vogliono bene di vincere fare in queste 3 partite, Fabio, dobbiamo fare 2 vittorie e un pareggio. speriamo bene, detto così, va bene per te, è stato 2 vittorie e un pareggio, che dici? Le partite vanno giocate ovviamente... Un abbraccio ad Alessandro, un abbraccio a Franco Florio e i migliori auguri per un buon Grazie per la telefonata. Grazie. Buona Allora, serata. il Cosenza, il calcio è bello perché dei supporter, se i supporter sognano 3 vittorie di fila, come negare il sogno? Però, come diceva bene Fabio, bisogna giocare la partita di Ascoli di domani, che è una partitaccia dal punto di vista proprio dell'altre cose. Ascoli non è proprio tradizionalmente un campo molto favorevole al Cosenza, non c'è il fattore campo, come dice bene Franco, però l'Ascoli si gioca una chance importante, però forse nell'analisi della partita è un po' arrovesciata Cosenza-Reggiana, cioè l'Ascoli arriva il Cosenza, vede lì la preda per la vittoria, non è mica facile poi battere un avversario che ti aspetta e riparte, se il Cosenza adotterà questa tattica. Io non credo che il Cosenza aspetterà l'Ascoli, ma la partita è oltremodo ostica, ma anche per l'Ascoli è una partita che si pareggia sul piano della forza specifica delle 2 squadre, quindi si potrebbero anche annullare le 2 squadre. Tu che pensi, Franco? Io credo che faremo la partita, perché finora abbiamo sempre fatto la partita, non abbiamo mai aspettato, tranne in un paio di occasioni, abbiamo avuto delle difficoltà magari con la Regina e con il Chievo, ma abbiamo fatto quasi tutte le altre partite, quindi non staremo sicuramente lì ad aspettare l'Ascoli, ma giocheremo una partita gagliarda e speriamo nel risultato pieno. È chiaro che l'Ascoli starà là vorrà fare la sua partita e vorrà da parte loro vorranno pure cercare di fare qualcosa, ma noi dobbiamo uscire dalla partita di domani con un risultato. E noi ce l'auguriamo, speriamo bene, dai, l'importante è questo, Certo, non è che... certo. A proposito di calcio, ritorna il calcio 5, quindi la bella realtà anche cosentina, con la Pirossigeno Calcio 5 Città di Cosenza, che domani ritorna sul parquet di Via Popilia alle 16 contro il Napoli, quindi un'altra bella, c'è Pari De Marchio che gioca qui, c'è Giuseppe Piromano, insomma sono tanti giocatori veramente bravi, complimenti. E al telefono ho il dirigente Gaetano Piro che è insieme a noi per questa partita di domani con il Napoli, che insomma è accreditata per la vittoria del campionato. Gaetano, buonasera e benvenuto ad Al Lupo al Lupo, come stai innanzitutto? Buonasera Fabio, grazie di avermi... Se alzi un po' la voce perché ti sento lontano. Innanzitutto auguri, so che è arrivato il secondo, quindi Francesco, auguri, quindi gli auguri dal Lupo al Lupo per questo Grazie mille. secondo Spero che mi maschietto, senti. dopo Eugenio arriva anche Francesco, quindi auguroni doppi. Senti, che vogliamo dire? Io ho detto che questo campionato di calcio a 5 è falsato perché non giocate 15 giorni, un mese non giocate, poi ritornate a giocare, da quello che ho capito se c'è il presidente, Alessandro, un'altra cosa assurda, c'è il presidente di una squadra che è positivo, non gioca la squadra, se c'è un giocatore si ferma tutto, è una situazione veramente difficile. Comunque domani ritornate, che vogliamo dire Gaetano? Sì, effettivamente stiamo vivendo un campionato molto falsato, però cerchiamo di affrontarlo al meglio delle nostre possibilità. Domani saremo chiamati ad affrontare una squadra molto, molto forte e cercheremo di fare il nostro meglio per cercare di vincere.
La nostra partita sarà trasmessa sul nostro sito in streaming. C'è la Pirossigeno, sì, lo so. Sì, Hai fatto bene a ricordarlo, però complimenti per il logo, guarda che questo logo della Pirossigeno Città di Cosenza, questo lupo stilizzato è bellissimo, guarda che veramente sì, complimenti. È aggressivo. È aggressivo, sì, quello che ci auguriamo domani sera anche il Cosenza, quindi 2 belle vittorie, magari domani poi alle 16 e poi alle 21 il Cosenza Calcio, che sia una bella cosa, un bel regalo per queste feste. È una partita che avremmo voluto poterla vedere dal vivo, però ecco, il periodo è quello che è, quindi possiamo fare altrimenti. Ricordiamo il vostro sito che è www.cittadicosenza.it, quindi trovano il match lì sul sito. Napoli che è accreditata per la vittoria finale, però sai, le partite vanno giocate, quindi avete una bella squadra, avete 3-4 giocatori importanti anche in questa rosa, quindi vi faccio i migliori auguri. Non so Alessandro, tu il calcio a 5 lo segui? Cercheremo di fare il nostro meglio. È una realtà che ovviamente va guardata con grande attenzione, perché so che non è facile sostenere un'operazione di questo livello in questa categoria, poi sfidare anche club come il Napoli è sicuramente una cosa importante per tutti. Peccato che non c'è la possibilità dello spettacolo aperto, perché poteva essere una chance anche per il pubblico di Cosenza. Certo, Franco, tu il calcio a 5 hai visto, c'è giocatori veramente fortissimi, da Fedele a Grandinetti, insomma io cito questi perché l'ho conosciuto e l'ho visti giocare, insomma ho visto qualche partita della Pirossigeno, addirittura se non mi sbaglio è Fedele o Grandinetti con la nazionale uruguaiana, se non mi sbaglio chi è, Fedele o Grandinetti il nazionale? Fedele, ecco. Fedele, che poi Grandinetti, vedi, sono di origine, diciamo, del sud, saranno emigrati in Venezuela, magari in Uruguay, sono in Argentina. calabresi, sì. Io lo dico, l'ho scherzato perché i Grandinetti ce ne sono tanti a Cosenza, anche come Fedele. Argentino, ecco. Franco, il calcio a 5 è bellissimo, vero? C'è una velocità e una cosa che fa paura, Sì, è uno sport affascinante, completamente diverso dal calcio perché è fatto tutto completamente di schemi, grandissima velocità. Tanti stanno cercando di mutuare degli schemi dal calcio a 5 per adattarli al calcio. Ecco, con le ripartenze da dietro, dal portiere è quello, perché c'è una tecnica che... Molti lavorano su quella specie da quando ormai si è affermato il tiki-taka di Guardiola, si guarda molto al calcio a 5 anche per allenare i giocatori di calcio, però diciamo che io il calcio a 5 lo guardo con attenzione, però non ho seguito, spero di poter vedere qualcosa. Appena aprono poi ritornerai anche tu al palazzetto. Poi ricordiamo, abbiamo due cosentini, anche Tuoto che è l'allenatore, insomma, con Pari De Marchio e Giuseppe Piromallo che sono 2 ex calciatori del Cosenza, quindi negli anni belli. Comunque, Gaetano, se vuoi aggiungere qualcosa, prego, ti lascio il telefono in questo caso. Noi ci auguriamo di avere sempre più seguito di pubblico che ci segue, perché ne abbiamo bisogno. Vogliamo, ecco, che questo sport sia conosciuto nel nostro territorio. E vi faccio i migliori auguri, un al lupo alla Pirossigeno Città di Cosenza, calcio a 5-2, ricordiamo questo appuntamento domani alle 16 al palazzetto dello sport di Via Popilia. Un abbraccio a voi tutti e in bocca al lupo, Gaetano. Grazie. Grazie. Allora, calcio a 5 è bello, comunque è bello Alessandro, calcio a 5 ti dico una velocità, una cosa unica. Avvicinati il microfono. Non si può vedere dal vivo, era davvero un'opportunità, lo dico davvero con rammarico, nel senso c'è una squadra che gioca a questi livelli, sarebbe stato bellissimo. Poi per esempio domani sarebbe stato carino per terminare la partita e poi si vede cos'è in televisione. Comunque in bocca al lupo a loro, che poi come hai detto tu sono investimenti importanti. Sicuramente sì, diciamo che è tutta una situazione un po' rocambolesca dal punto di vista economico in tutti i settori, nel calcio senza pubblico e soprattutto in questi sport come il calcio a 5 che vivono ancora con meno proventi, ancora diventa più difficile. Certo. Allora, sentiamo che abbiamo qualche altra telefonata in linea e poi ritorniamo, mentre la regina è sempre in vantaggio, è finito il primo tempo, 1-0. Lafferty ha segnato Lafferty, che è un attaccante dell'Irlanda del Nord, originario ex Palermo, un giocatore molto forte fisicamente che Mimmo Toscano sta utilizzando
sta utilizzando e oggi lo ha gratificato con il gol. Allora, Franco, ritorniamo a questo Cosenza che la tifoseria, come ho detto, chiede, sta attaccante, purtroppo Alessandro dice di Trinchera, i giocatori di prima fascia costano, è inutile che ci giriamo intorno, ci vogliono i giocatori di prima fascia e costano. Purtroppo il Cosenza non può permettersi questo tipo di investimento, da quello che ho capito. Sì, rispetto ad altre società abbiamo un budget limitato sicuramente, quindi però il direttore sportivo è sempre riuscito a portare dei giocatori molto importanti a Cosenza anche con questo budget limitato, quindi ci affidiamo alla competenza del direttore sportivo. Quello senza dubbio, noi è ovvio che ci dobbiamo affidare a lui perché è lui che poi dopo sa quello che deve spendere, però ripeto diventa difficile perché il calcio di una volta oggi non c'è più. Noi abbiamo visto le contestazioni grosse fatte anche a Pagliuso negli anni belli della Serie B, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Oggi la tifoseria assiste così passivamente, non ci sono più le contestazioni di una volta, Alessandro, parliamoci chiaro. Io penso che anche tu, Franco, ti ricordi perché aspettavano i giocatori fuori da San Vitale, è cambiato tutto. È cambiato il mondo, non è cambiato il calcio, è cambiato il mondo, c'è un mondo social. Adesso la protesta corre sui binari delle tastiere, no? Quindi è chiaro che anche la situazione esterna è limitata. Se pensiamo che adesso ci siamo tutti assuefatti a questo calcio incredibilmente a stadi vuoti, ieri per esempio io mi sto rinnamorando a riguardare la Premier perché vedi che è ricomparso il pubblico in maniera ordinata, all'inglese, ci sono ieri per esempio allo Stadio dell'Asia c'erano 2000 spettatori tutti seduti e ha fatto tenerezza che il collega che ha commentato la partita si alza l'incitamento dei supporter dell'Arsenal e si vedevano i supporter dell'Arsenal che tifavano seduti, una cosa straordinaria. Cioè, qua bisogna ricostruire il mondo e quindi bisogna ricostruire anche il calcio e anche gli spalti. Il calcio però è anche una cosa fondamentale dal punto di vista sociale. Immaginiamoci questa fase Covid senza football, immaginate che paranoia complessiva per chi ama il calcio, sarebbe stato davvero un disastro simbolico. Almeno c'è questa partita. Per esempio anche in questa fase dove si preannuncia probabilmente un nuovo lockdown ci sarà una incetta di calcio e nelle case dei cosentini, ma dei calabresi, di tutta Italia si fanno queste micro riunioni di amici consentite per vedere le partite, è un aspetto per resistere a questa noia dei tempi, no? Questo calcio che ci fa penare se uno tifa, ma ci fa anche divertire ed è un aspetto non da poco. E quindi teniamocelo stretto almeno per il momento. E ce lo teniamo stretto. Nel frattempo vedo in bassa frequenza Danilo Pagne, direttore sportivo. Danilo, buonasera, benvenuto, so che c'è anche un'altra telefonata. Come stai Danilo? Tutto bene, stavo vedendo la regina, vince 1-0. Sì, lo sappiamo, deve abbassare un po' la telecamerina del tuo ecco, sì, bravo. Va bene così, grazie. Allora rimani insieme a noi perché c'è anche una telefonata, mi dicono dalla regia, sentiamo che abbiamo quando sono le 21:52, pronto? Buonasera, ciao Fabio, Giuseppe da Catanzaro. Giuseppe, buonasera, benvenuto in diretta. Complimenti per il Catanzaro a questo punto, Catanzaro sta riprendendo. No, volevo giusto prima che iniziate, allora un saluto va ai tuoi ospiti, diciamo un forte abbraccio da Catanzaro. Poi volevo salutare, perdonami, lo sai che io ti chiamavo anche quando c'era l'anno scorso e negli anni precedenti, volevo salutare zio Elio, perché naturalmente manca nella tua trasmissione, perché è uno... Elio principale. Sì, allora. sì, zio Elio, perché è uno secondo me uno dei tifosi migliori del Cosenza Calcio, perché lo vede sempre vincente e quindi giustamente io in questo momento anche perché lo piango perché il Cosenza secondo me lo sta facendo soffrire. Poi volevo dirti allora, squadra che perde in casa, Fabio, sì. per chi ha giocato a calcio, devi avere un po' di pazienza. Allora, scusami Giuseppe, scusami un attimo, faccio una carrambata, visto che siamo sotto Natale, siccome tu hai nominato, volevi salutare Elio Principato, te lo faccio salutare in diretta. Zio Elio, c'è Giuseppe da Catanzaro che ti nomina, ti saluta con grande affetto. Se ci passasse meglio ancora. Come? Cosa hai detto? Catanzaro, tu lo sai che io non li posso vedere, anche se Giuseppe sarà un amico, ma quando si tratta di tifo
schifo. Tu sei a parte, vabbè, non li vedi, vabbè, comunque lui è stato gentile, ti voleva salutare e ho fatto sta carrambata. Grazie, Elio, tutto a posto, come stai innanzitutto? Tutto bene? Con questo Covid non sto bene, non posenza e poi ci metto di mezzo, quindi io volevo dire una cosa ad Alessandro Russo, sì. Ciao, che deve parlare chiaro di Alessandro, non mi piace come sta conducendo sia a The Plan che qui. Si deve dire la verità, si deve dire la verità. E qual è la verità? Sei 400 avanti e non ne fai giocare nessuno, la colpa di chi è? Ma lui questo sta dicendo, sta dicendo che deve giocare. Ognuno si deve mettere in testa con la ti fa un braglia dell'anno scorso. Deve togliere fuori gli attributi a miei giocatori che li deve far giocare, che non suona, che fine ha fatto. È lì, Ma lo c'è. sapete lì. E c'è lì su Elio, è lì. Ma dico, vabbè, comunque Elio, poi qualche sera verrà in trasmissione, dai, ti aspetto, speriamo bene, con il Covid non ti può. Non finisci. Va bene, Saluti. ti saluta Alessandro, un abbraccio, ti saluta Giuseppe da Catanzaro. Ciao. Ha detto anche la sua Elio. Posso dire una cosa? Io Sì. Fabio. Aspetta Giuseppe un attimo, prego. No, volevo dire perché concettualmente cosa bisogna fare quando si analizza una partita. Intanto saluto il nostro telespettatore da Catanzaro, facendo anche i complimenti per questo bel campionato che sta facendo il Catanzaro con un allenatore molto preparato, secondo me che ha prospettiva. Tornando al Cosenza, a quello che diceva il signor Principato, zio Elio, conosciuto per tutti, noi stiamo cercando di dire esattamente quello che dice il signor Principato, cioè nel senso che gli attaccanti devono essere schierati, nel senso che Gliozzi, che gioca a porzioni di partite, non si capisce mai di che se pesce o carne. Poi la cosa del ragazzo di Sueva, no? Sueva è stato impiegato in Coppa Italia, certo non è che possono giocare tutti, però adesso facciamolo ambientare perché è il primo prodotto del vivaio in questi anni che si è fatto avanti e dunque bisogna aspettarlo, fargli respirare un po' la roba. La situazione del calcio italiano sta cambiando anche con Mancini che fa giocare i giovani, fa giocare i migliori, le squadre italiane fanno giocare anche i giovani, il Sassuolo punta molto su Raspadori ed è lì in vetta alla classifica, anche la Juventus prende dei ragazzi dal vivaio e li fa giocare, stessa cosa l'Inter, il Cosenza li deve fare ambientare, quindi non è semplice. Tra altre cose tutti questi attaccanti stanno girando, forse il problema centrale, e poi diamo di nuovo la parola al nostro telespettatore, scusa Fabio, è che bisogna farli giocare uno con continuità. Allora Danilo, aspetta che adesso ti do la linea, Giuseppe da Catanzaro deve aspettare pure, perché Fabio, perdonami, io volevo Giuseppe, allora ti interrompo perché c'è la pubblicità, devo dare la linea alla regia per la pubblicità e ritorniamo subito dopo, guardi, sono le 21:56, un minuto soltanto e ritorniamo in diretta con Danilo Pagne e anche Giuseppe da Catanzaro. A fra poco, prego. Ed eccoci ritornati, quasi le 22 in questo preciso istante, ritorniamo con Al Lupo, eravamo rimasti con Danilo Pagni che ci ancora. Danilo, ci sei? Buonasera. Sì, bravo, resta lì che fra 25-30 minuti ti do la parola, sto scherzando, e abbiamo anche Giuseppe da Catanzaro che voleva concludere. Prego Giuseppe, come vuoi dire, è una bella carrabata. Fabio, al di fuori di quello che diceva Gioelio, ma lui la vive come un forte attaccamento ai colori del Cosenza, quindi la vede sempre in modo... Io naturalmente dico che ci vuole un po' di pazienza e secondo me Occhiuzzi deve trovare la quadra. Secondo me, ti premetto una cosa, al di fuori del tuo ospite diceva che è il mister del Catanzaro, io sono uno che l'ho criticato a Calabro perché non faceva giocare la squadra in tutte le partite 14-15 che abbiamo giocato, non ha fatto giocare mai la stessa squadra. Oggi dopo 2 o 3 partite, e io sono uno di quelli che tutte le mercoledì chiamo RTC perché c'è il programma sul Catanzaro, reclamo e dico che praticamente un allenatore, torno a ripetere, non lo sono io sono un tifoso, un praticante, cioè io ho giocato a calcio ma non sono arrivato ai livelli, però ho fatto quasi l'interregionale. Sì. Però il problema è un altro, è quello di trovare un allenatore, secondo me, deve cioè il tifoso, l'opinionista, deve dare all'allenatore il giusto peso, perché deve trovare, secondo me, una quadra di squadra. Secondo me ancora Occhiuzzi non ha trovato gli elementi giusti da mettere gli
11 titolari, diciamo. E la stessa cosa valeva per il Catanzaro. Il Catanzaro, tu pensa, fino a 2 settimane fa, purtroppo abbiamo avuto il problema di Bari, di Terni, vincevamo al 90esimo, quindi non aveva neanche trovato lui la quadra. Mi dispiace in questo momento, però volevo dirti una cosa, squadra che perde in casa, come ti dicevo prima, io sono convinto che il Cosenza faccia bene ad Ascoli. Tra l'altro io ne ho visti 6 o 7 partite, non ha mai demeritato, quindi te lo dico da tifoso, da sportivo, non da tifoso. Quindi io auguro il meglio al Cosenza e un in bocca al lupo per domani. Spero che il Cosenza possa vincere. Io torno a ripetere, questi 3 punti, 6 punti, 9 punti, l'importante è che porti a termine una partita giocata bene e che possa andare bene al Cosenza, sicuramente. Saluti i tuoi ospiti e un in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Che bel tifo, i tifosi ci sono, perché la Calabria è grande, come gli amici di Crotone, speriamo questo Crotone che possa mantenere la Serie A, insomma questa è la Regina stessa che ancora sta vincendo, se non mi sbaglio, è vero Danilo, sta vincendo se non mi sbaglio, sì, è ancora 1-0, vediamo, controlliamo subito, sì 1-0, sì. Allora Danilo, benvenuto, qui in studio c'è insieme a me Alessandro Russo e Franco Florio, ex calciatore del Cosenza e adesso allenatore, sicuramente speriamo che ritornerà a allenare. Prego Danilo, che vogliamo dire su questo Cosenza? Che vogliamo dire? Che il Cosenza nell'ultima partita ha avuto 2 occasioni da gol clamorose e le ha sprecate. Sicuramente emerge un dato che forse era anche pronosticabile, diciamo, tutti quanti diciamo che manca l'attaccante, però a mio avviso non era facile sostituire Assensio e Riviere. I giocatori presi davanti sono dei giocatori, sono delle scommesse. Alessandro, hai visto quello che diceva? Allora, Pagni conosce il mondo del calcio, quindi chiaramente dice una cosa che tra gli addetti ai lavori è pacifica. Il problema fondamentale del Cosenza è che, a giusta ragione, visto il momento complessivo della nazione e dello sport e dell'economia, non intende fare il passo più ampio della propria gamma. Ma già lo scorso anno non è che il Cosenza abbia fatto sfracelli economici per prendere Emmanuel Rivière e Asensio Raul dal Genoa, dal Genoa era in prestito dal Pisa, perché Rivière è arrivato da svincolato, è stata un'intuizione di Trinchera. Asensio è arrivato in prestito secco dal Genoa, che era al Pisa, quindi investimento complessivo per i cartellini zero secco, cartellino ingaggio di Rivière e un po' di ingaggio per Asensio. Quindi, allora, però la differenza sostanziale è che Rivière è un giocatore di Serie A, si è capito subito, ma lo dice il suo score: Osasuna, Monaco, Newcastle, cioè uno che entra in questi campi, gioca in questi campionati, fa queste cose, arriva nella Serie B italiana e gioca con il Mignolo, e si vedeva che Asensio non c'entrava, che Rivière non c'entrava nulla con quella Serie B. Ma non c'entrava proprio. Però all'inizio ha avuto dei problemi fisici, si è dovuto ambientare, quello che volete, ma Asensio è un giocatore. Però forse Rivière è un giocatore di Serie A. Danilo forse dice che questi 2, non lo so se gli Ozzi e Petre possono essere l'Asensio e il Rivière dello scorso anno, saranno come caratteristiche diversi, come giocatori, Danilo, non lo so. Saranno una fascia diversa, io dico che c'è questa prima, seconda e terza scelta, no? Nei calciatori. Ma sono tipologie completamente diverse. Sono tipologie completamente diverse. Liozzi è un ragazzo che ha fatto qualche partita in Serie B ed è una scommessa. Se Liozzi incomincia a segnare è stata una grande intuizione. Petre è un giovane rumeno che cerca spazio, e proprio perché la linea verde che ha sposato il DS Trinchera, che secondo me Stefano ha fatto un grande lavoro a Cosenza, in questo momento trovare degli attaccanti no cost che fanno la differenza non è facile. Cioè, poco fa il signore parlava di Raspadori, ma Raspadori è un nazionale. Io ho visto giocare Raspadori 2 anni fa contro la Roma Primavera, fece 3 gol col Sassuolo, da lì gli hanno cambiato il ruolo da attaccante esterno a seconda punta, e Raspadori è un nazionale, quindi
le analogie non le vedo. Io dico che il Cosenza è una squadra ben allenata, è una squadra che ha una sua identità. A Frosinone mi ha fatto anche divertire a tratti nelle ripartenze, però è ovvio che il campionato di Serie B è un campionato lunghissimo, non è dall'altissimo tasso tecnico perché non è un campionato proibitivo, quindi il Cosenza con i 6-7 undicesimi dell'anno scorso, qualche buon acquisto che ha fatto, venendo meno la capacità realizzativa, sarà costretta a soffrire. Qual è? Occhiuzzi nell'intervista ha detto speriamo di soffrire meno rispetto allo scorso anno, e che è in linea con i programmi societari, perché la linea verde, cioè chiamiamola verde, la linea low cost di Guarascio è una linea che ha portato dei risultati, anche se attraverso 1000 affanni, 1000 tribolazioni, la casistica, la fortuna, la dea bendata, il miracolo è avvenuto nei playoff, quando il Cosenza a dicembre era terzultimo o penultimo, giusto? È avvenuto l'anno scorso quando tutti pensavano che il Cosenza fosse spacciato. Ma io dico che con un po' di fortuna e con un po' di astuzia, secondo me con un 2-3 innesti il Cosenza si salverà tranquillamente. Quando si parla di Occhiuzzi, noi dobbiamo sempre... Roberto è stato anche un mio calciatore, sono contento veramente perché quella è una scommessa vinta da Guarascio, che ha affidato la squadra a Occhiuzzi e allo staff del settore giovanile, ma ovviamente anche Occhiuzzi è un allenatore in formazione, cioè Occhiuzzi diventerà un grande allenatore, ma oggi è un allenatore giovane e emergente. Quindi si sta formando a Cosenza, quindi ci sta pure che qualche volta faccia qualche scelta un po' così, però io penso che sia super promosso in questo momento. Certo, Alessandro, che vogliamo dire a Danilo su questa sua disamina? Prego. Cosa devo dire? Diciamo che il Cosenza, che fosse un campionato difficile, mi sono permesso di dirlo anche sempre nella stessa rete, in altre trasmissioni, sin dal primo momento, perché con Franco, lo salutiamo il nostro Franco Segreto, che è il pomeriggio, diciamo, cosa dire? Che il Cosenza dovesse soffrire, certo, era scontato, perché chiaramente il Cosenza è una squadra costruita su progetto. Sì. Petre è un giocatore che arriva sempre dalla FSCB ex Steaua Bucarest, è un giocatore di una squadra qualificata. Chiaramente è un giocatore che deve farsi, che è stato visto in video, è un giocatore sul quale si punta, ma che al momento non si è ambientato, e quindi Borrelli sappiamo chi è, era un ex nazionale under 20, un giocatore, un frangiflutti, che non ci si può aspettare la differenza. Gliozzi è un outsider. La differenza con l'anno scorso è che manca il protagonista, che doveva essere Rivière. Rivière era una certezza. Rivière è una certezza, perché chi non conosce il calcio non sapeva chi era Rivière. Rivière c'era uno score, i maggiori quotidiani sportivi nazionali hanno dedicato pagine e articoli anche sul web all'arrivo di Rivière, conosciuto per la sua capriola, conosciuto per il Monaco, compagno di squadra di Falcao. Stiamo parlando di un giocatore che era la stella del Cosenza lo scorso anno e che ha preso il Cosenza per mano nelle ultime 6 partite e l'ha salvato, che piaccia o no. Questo è. Un giocatore in più, una stella, la squadra deve averla. In questo momento il Cosenza è una squadra corale, con un allenatore sicuramente in formazione. Il secondo tempo con la Reggiana dice che Alvini, con un po' di esperienza, ha messo a soqquadro le certezze del Cosenza, che non ha avuto solo 2 palle gol, ne ha avuto una decina di palle gol in questa partita. 5 nel primo tempo, altre 3 nitide nel secondo tempo e 2 mischiate un po'. È una squadra che produce 10 palle gol in Serie B, sporche o pulite, ha prodotto il massimo possibile. Se poi non fai gol perché la squadra è irretita da una crisi psicologica, è un altro problema. Il problema fondamentale è che bisogna che tutti entrino nel novero delle idee, non solo gli addetti ai lavori, che il Cosenza dovrà lottare fino all'ultimo secondo del campionato per centrare un'altra vittoria, la salvezza. Franco, che vogliamo dire su questo, cosa ha detto Danilo? Prego, Franco Florio, prego. Io sono d'accordo col direttore Pagni, credo che abbia fatto un'analisi impeccabile. Il Cosenza è una squadra comunque che, non voglio ripetermi per l'ennesima volta, è una squadra che ha un budget limitato, quindi trovare un giocatore del livello di Rivière dell'anno scorso non è facile. Non è per niente facile. Stiamo
praticamente stiamo ripetendo gli stessi discorsi in maniera diversa, però il succo è sempre quello. Su Sagò, Sagò era il giocatore in più che era stato preso, no? Sì, Arriva però per il momento non si è confermato. Però tu sai benissimo, cioè il livello, come dicevi tu, chi conosce, chi mastica calcio, se parliamo di Rivière e parliamo di Sagò non possiamo fare il paragone, sono due giocatori sono due ruoli diversi. Sì, sono due ruoli diversi, però proprio per come score, ecco, oltre che score, per importanza, stiamo parlando di un giocatore come Rivière che comunque quando negli anni giovanili era considerato una delle stelle mondiali, non era un giocatore di seconda fascia. Aspettate un attimo, considerate che qui non è che stiamo parlando solo di Rivière, perché poi lì abbinato lo scorso anno alla grande cavalcata che hanno fatto c'era Casasola, c'è stato il ritrovo di Sciaudone, c'è stato Asensio, veramente guarda che sono usciti Asensio a Pisa era un giocatore che è uscito alla grande. Asensio a Pisa era un giocatore che doveva essere protagonista, poi ha avuto dei problemi nello spogliatoio del Pisa, è venuto a Cosenza e chiaramente hai trovato un giocatore che è stato determinante quasi al pari di Rivière. Certo. Sì, ma adesso non possiamo parlare solo del passato, dobbiamo parlare di questo campionato. È chiaro che il Cosenza dovrà soffrire e sarà difficile trovare una squadra, se le cose stanno così e questi giocatori che ha preso non daranno le aspettative che il tecnico vuole, che anche i risultati non arrivano, deve guardarsi intorno, parliamoci chiaro, è inutile che ci giriamo intorno. Danilo, che vogliamo dire su questo? Prego, così poi ti lascio che abbiamo qualche altra telefonata, prego. No Fabio, stiamo dicendo tutte le stesse cose, certo. Cioè, ma è oggettivo, una squadra ben organizzata e che a gennaio speriamo che arrivino un paio di elementi che riescano non solo a fare gol ma anche a gestire meglio i tempi di gioco, perché certo. Il Cosenza ha una buona ossatura, è ben allenata e speriamo da cosentini che soffriremo il meno possibile, ma ha detto bene il signore lì, cioè ci sarà da soffrire fino alla fine, ma poi la Serie B ce lo insegna, no? Ma io non vedo questi grandi squadroni, Lo so, però intanto qua bisogna, visto qualcuno dice andiamo a Vicenza, vediamo la Reggiana e facciamo un boccone, vogliamo ad Ascoli, pariamo già 20, cioè voglio dire, qua bisogna stare con i piedi per terra, perché anche queste partite, anche un Pescara, capito? Cioè, non è facile, la Serie B è un campionato difficilissimo, lo sappiamo tutti. Quindi non c'è niente da scontare. 2/3 campionati nel campionato, perché dopo il mercato inizia un campionato, gli ultimi 6-7 partite può succedere l'imponderabile, come è successo in positivo al Cosenza. Bravo. Dani, un abbraccio grande, poi ci sentiamo ancora più in là. Un abbraccio, grazie Danilo Pagni, vi ricordo che siamo in diretta alle 22:14, però Alessandro vogliamo ricordare questo Turdilli in sospeso, cos'è Turdilli in sospeso? Allora ricordiamo, ecco, questa locandina, Fabio. Sì, un'iniziativa di beneficenza della quale io sto dando, la locandina è molto carina, un'iniziativa di beneficenza a cui io sto dando una mano sulla comunicazione, ovviamente perché proprio beneficenza, guarda come l'hai mandata Alessandro Podemos e Fondazione Lilli, che sono ambedue attive nel sociale, Hasta Quando Podemos e Fondazione Lilli, che sono attive nel sociale. Lo scorso anno sono stati interpreti delle aste di beneficenza con le maglie dei calciatori, quest'anno con questa iniziativa, la ricordiamo ancora una volta, il Turdillo in sospeso, che ricorda un'iniziativa che è molto fortunata a Milano, che si chiama Panettone in sospeso. Si è pensato di fare questo, molti commercianti stanno aderendo, gli alimentari, anche i supermercati li invitiamo anche ad aderire, perché è un'iniziativa assolutamente di beneficenza. Uno può andare in un negozio di alimentari o un supermercato che aderisce e lasciare il proprio euro e iniziare o comprare il panettone o lasciare il suo contributo, e il panettone o i turdilli rimangono in sospeso fino alla fine di questa beneficenza. Poi arrivano gli organizzatori, prenderanno i proventi e compreranno proprio panettone e turdilli che saranno distribuiti alle famiglie più bisognose di Cosenza e del suo Interland. Hasta Quando Podemos e Fondazione Lilli, quindi sostenete tutti, Turdilli in sospeso, Turdilli con un forte legame al Genius Loci cosentino. Si era pensato al panettone, ma penso che un bel Turdillo è riconoscibile a Cosenza, anche in tutta la Calabria. Ma poi due Scalille non sono mai. Ma assolutamente. E poi la questione della solidarietà e di un'azione vicina a tutti è importante, anche perché in questo momento di totale solitudine è fondamentale che anche un piccolo gesto possa essere condiviso. Il Turdillo
come si può dire, è secondo noi il dolce più rappresentativo della tradizione natalizia, e quindi si è scelto questo. Hai fatto bene a sottolinearlo, noi l'abbiamo mandato adesso alla locandina, quindi ricordiamo, Franco, tu i scalidi li conosci, sì? Ma stai scherzando, come no? Vabbè, l'abbiamo visto i scalidi. Lo scorso anno è stata fatta quest'asta di beneficenza con le maglie di Dybala, Lukaku e quanti altri. Quest'anno per la problematica del Covid non si può fare questa iniziativa e quindi si veicola un'azione solidale diversa. Certo, Alessandro, hai fatto bene a ricordarlo, e quindi eccola qua, la locandina stiamo andando più volte, giusto perché ricordiamo la Fondazione Lilli Funaro, no? E poi... Sì, Fondazione Lilli, che prende il nome di questa nostra amica e che si batte adesso in prima linea contro il cancro, e Hasta Quando Podemos, che è una sigla che raccoglie tanti professionisti cosentini e italiani, anche calciatori e ex calciatori, con l'avvocato Daniele Piraino, motore di questa cosa, il presidente dell'associazione che è Federica Piraino, l'avvocato Roberta Bruno e tanti altri, Daniele Donnici, la famiglia Funaro con la sua fondazione. Insomma, è un gruppo di professionisti che vuole dare un segnale importante e attivo anche sul fronte Covid, con azione di solidarietà e di intensità. È un modo per esserci e per coinvolgere tutti in un discorso importante, e il calcio è un veicolo di questo genere. Ecco perché questo calcio cosentino è così importante, Fabio. Non si può e non si deve perdere di vista la realtà, ma l'evasione e il calcio sono fondamentali per la nostra area urbana. Beh, si è fatto bene ricordarlo, anche perché mi ricordo negli anni belli, pensate, questa Lupo al Lupo in onda da 27 anni, e pensate un po', ormai scomparso, il professor Antonio Petrassi, che veniva in trasmissione da me, all'epoca aveva lanciato il discorso, anche perché poi il calcio arrivano i messaggi, è stato uno dei primi a sollecitare, invitare tramite a Lupo la donazione degli organi, che poi è partita anche qui all'ospedale di Cosenza. Franco, che volevi aggiungere? Poi andiamo dopo Soverato, Sant'Andrea, sto paese tuo me lo dimentico sempre, guarda, è inutile, Antonio, una cosa, San Vito sullo Ionio, no. Sant'Andrea sullo Ionio è un altro, vediamo se ci arriviamo. Comunque, Antonio Battaglia da Calabria 7, Antonio, dov'è il paese? Dimmelo, perché se no esce pazzica stasera, dimmi. Ciao Fabio, buonasera a te e ai tuoi ospiti, Isca Marina. Oh, mamma mia, Isca Marina, ma è vicino Sant'Andrea, giusto, sullo Ionio? Assolutamente sì, esatto, sì. C'è Soverato, Sant'Andrea, insomma c'è tutta la costa ionica catanzarese. Allora, Antonio lavora, un collega di Calabria 7, segue la Serie C in modo particolare. Mi fai un punto veloce rapido? So che la Regina sta vincendo, se me lo confermi, se non mi sbaglio penso di sì, perché era sull'1-0, adesso lo vediamo subito, sì, 1-0 ancora. Prego, Vibonese, Catanzaro, che vogliamo dire? Abbiamo sentito anche il tifoso del Catanzaro poco fa. Prego Antonio, in una battuta. Sì Fabio, ho sentito proprio l'intervento del tifoso che ho condiviso. Allora direi un weekend anche questa volta positivo per le squadre calabresi. Il Catanzaro anche questa volta vince e convince contro un avversario di modestissima caratura, per usare un eufemismo. Il Bisceglie veniva da 3 sconfitte consecutive, viaggia nelle zone basse della classifica e si è confermato un avversario assolutamente alla portata di un Catanzaro che ha il merito di trovare la continuità giusta. Dopo la vittoria contro la Turris, insomma, ha dato prova di un'altra prestazione importante dopo i primi minuti, insomma, anzi il Bisceglie era anche passato anche inspiegabilmente in vantaggio. Poi il Catanzaro chiaramente è stato un assolo a tinte giallorosse, quindi grande quadratura, grande forza quella del Catanzaro, che adesso è chiamato da 2 prove probanti contro Juve Stabia e Catania prima della lunga sosta natalizia. Quindi chiaramente se dovesse continuare a inanellare questa scia di risultati utili consecutivi e si spera di vittorie, potrebbe seriamente candidarsi a ricoprire i primi posti della classifica, perché ora è un solo punto dalla terza in classifica, che è proprio il Teramo che aveva giocato una settimana fa contro la Vibonese che ancora convince, non smette più di stupire, prende anche un punto al Bari, secondo in classifica.
una vera e propria corazzata del girone. Pochi si aspettavano forse, no, un risultato del genere con una prestazione del genere, perché abbiamo visto i primi 20 minuti di chiara marca rossoblù. La Vibonese aveva iniziato con questo atteggiamento gagliardo, inanellava occasioni da rete, poi chiaramente il Bari è venuto fuori, ma la Vibonese ha saputo resistere in maniera stoica. Anche Leonardo Marsoni, il portiere, ricordiamo Antenucci, il primo rigore ex paglia con la maglia del Bari proprio contro la Vibonese, quindi un altro punto che fa bene al morale, che fa bene alla classifica, e adesso anche la Vibonese sarà chiamata da due prove molto importanti prima della sosta natalizia contro il Palermo e l'Avellino. Fabio, ogni lunedì diciamo la Vibonese può competere contro qualsiasi avversario, lo confermiamo anche questo lunedì. E la squadra di Calfano che sta andando bene. Un abbraccio anche al presidente Pippo Caffo e grazie a te Antonio per il tuo contributo. Un abbraccio a Isca sullo Ionio. Ho detto ciao, giusto. buonasera. Un abbraccio. Ciao Antonio. Ciao. Grazie per il tuo preciso contributo. Grazie. Allora Alessandro, siamo in chiusura. Ti lascio la quale vuoi? La 1, la 2 o la 3? Non lo so. Dategli la 1, 6,50 € la 1. Ecco, dategli la 1. La 1, cosa devo fare? Dimmi. Vuoi salutare, puoi dire quello che vuoi, siamo in chiusura. Vai. No, niente, intanto volevo ringraziarti per l'opportunità di essere tornata da Lupo al Lupo, che da 27 anni conduci brillantemente, ovviamente tenendo la scena in maniera magistrale. Per quanto riguarda le squadre calabresi, la Regina sta giocando ancora, vedremo il risultato sempre in vantaggio. Per quanto riguarda il Cosenza, domani è una partita aperta, le altre squadre calabresi si stanno dando da fare con merito, abbiamo detto il Catanzaro, con Calabria, la Vibonese è un osso duro, mica male, non è facile battere la Vibonese. Diciamo che è una situazione ancora aperta per quanto riguarda l'allenatore è Galfano, questo qua è un tecnico di categoria, se così possiamo dire. No, ma è una squadra bella rognosa. Per quanto riguarda adesso ci aspettano giorni sì di festa, ma con un overdose di football che diverte, no? Diverte, almeno quantomeno, siccome c'è questa problematica degli spazi, delle frequentazioni, liberi tutti però. Ma insomma, non lo so, le notizie sono contrarie adesso. Questo distanziamento sociale, che io dico è un ossimoro, no? Se uno dice mi distanzio è sociale, sarebbe distanziamento asociale. Il calcio ci aiuta, lo ripeto ancora una volta, a tenerci svegli e allegri, e quindi benvenga bel calcio. Tra altre cose questa è un'annata importante per il calcio italiano, perché questa nazionale nell'anno della dipartita di Sua Maestà Paolo Rossi è tornata ad essere una nazionale divertente, che gioca al calcio, che gioca sempre per vincere, che vuole far gol e che non si accontenta di giocare per l'1-0, ed è una cosa, un grande messaggio per il calcio italiano. Quindi si conclude questo 2020 velocemente e poi sarà l'anno degli europei, quindi grazie, buon proseguimento e grazie per l'opportunità, un saluto a tutti i telespettatori. Franco Florio, prego, voce e microfono a Franco Florio, che vogliamo aggiungere a questa serata? È difficile parlare dopo Alessandro, ha già detto tutto lui. Io voglio attenermi solo alla partita di domani e spero in una grande prova del Cosenza e spero che la squadra riesca a ottenere un grande risultato domani. Noi ce l'auguriamo un po' tutti, perché poi non è facile, ripeto, qua bisogna darci con i piedi di piombo, però Franco, secondo me, poi rispondere, do il numero a Maria De Filippi, perché mi ha chiesto Maria De Filippi, dice me lo manda uomini e donne, dice Franco Florio, non so se... E io ti scherzo perché mi piace scherzare. Poi a me fa piacere scherzare con ma perché vorrei parlare sempre di calcio e lasciare fai venire a Franco Florio, perché Franco Florio è uno che buca il video, perché in Gerico si dice così, no Alessandro? Uno che buca il video. Cioè, tra tutti e due noi questi... Io l'ho visto giocare, è stato un grande calciatore e so che è un bravo tecnico, ma anche una presenza scenica importante e nella comunicazione, e questo è un aspetto. Però io vi ringrazio. Lo devo mettere al centro, no? Chiaramente, noi ai lati, laterale, e sicuramente Franco al centro come un punto di riferimento. Speriamo che ritorni ad allenare, dai. Io spero di tornare ad allenare presto, purtroppo il momento è tragico, quindi diciamo che il calcio serve per quello, serve per distrarsi, e credo che sia un grande aiuto per tutti, come diceva prima Alessandro. Poi salutiamo tutti gli ex calciatori che si alternano insieme a Salvatore Miceli, abbiamo sentito più volte, a Francesco Modesto che a Vercelli ha pareggiato negli ultimi minuti, però è sempre lì, sta giocando la Serie B, e tanti altri ragazzi, Ciccio Marino che segue, e Giovanni Paschetti, insomma. Posso chiuderti con una notizia, visto che sono qui, che
Modesto è seguito da un club di Serie B importante. Vedi? È un allenatore importante, è un allenatore il Frosinone lo segue. Il Frosinone, vedi, una notizia ci ha dato Alessandro Russo direttamente dalla Gazzetta dello Sport. Allora, ragazzi, siamo giunti al termine, da qui a poco il TG10, quindi vi lascio insieme all'informazione di Teleeuropa. E da Fabio Di Polito è tutto, l'appuntamento è a lunedì prossimo, sempre rigorosamente in diretta con Al Lupo Al Lupo. Una felice sera a tutti voi, ciao!